Bentornati e bentrovati a Storie. Il mondo greco subisce uno scossone in ogni secolo della sua storia. Nel VI secolo a.C. stiamo per affrontare uno dei fenomeni forse più conosciuti anche quando si studiava e si era a scuola e si aprivano i libri. Una delle cose che forse vi ricorderete di più è il fenomeno della cosiddetta seconda colonizzazione. I greci, avendo un terreno molto montuoso, quindi poco incline ad altre attività che non fossero la pastorizia, poco incline all'agricoltura, quindi poco incline all'essere ospitale, vivevano prevalentemente sulla costa e vivevano un po' costretti. Questi greci, finché tutto va secondo i canoni, può anche andare bene, ma poi questi greci sentono esigenze interessanti dettate dal fatto che cominciano a diventare tanti, cominciano ad avere un'espansione demografica abbastanza consistente e queste città che vengono governate da questi tiranni, che mettono in pratica la giustizia però un po' a modo loro, cominciano a provocare altre ingiustizie, persone che rimanevano senza podere, persone che rimanevano completamente senza terra, persone che erano condannate per i motivi sociali più differenti, più diversi. Inizia quel fenomeno di seconda colonizzazione che si espande per tutto il Mediterraneo. Oggi vorrei portarvi con me in questa cartina virtuale che ci aiuta a comprendere cosa succede attraverso tre grandi zone del Mediterraneo. Vedete, al centro c'è la Grecia, sulla cartina c'è soprattutto Atene e Sparta che rappresentano quelle che noi chiamiamo la madre patria e le coste della Ionia, la costa dell'Asia minore, che sono anch'esse la madre patria, frutto di quella prima colonizzazione che aveva tante volte nel tempo segnato la storia della Grecia. La prima direzione che la seconda colonizzazione prende è a nord, verso il Mar Nero. Vedete città che sono poi di origine anche poi romana, anche successiva, ma soprattutto quello che importa sul Mar Nero è la nascita di una città che si chiama Trebisonda. Trebisonda diventa una città che è a oriente del Mar Nero, diciamo di fronte alla penisola di Crimea, vicina a Sinope, la città di Sinope che vedete indicata nella cartina. Verso destra voi potete intravedere quella che è una conca e lì ci sarà la città di Trebisonda, che sarà per secoli la città greca più a nord di tutto il Mar Nero. Ma poi c'è un'altra zona interessantissima in questa cartina, e la zona interessantissima è quella che riguarda l'Egitto. L'Egitto per tanti secoli impedirà ai greci di accedere alle loro coste, alle sue coste, per il semplice motivo che in Egitto c'erano i faraoni. A un certo punto, ecco la cartina lo individua molto bene, viene fondata la città di Naucrati. Naucrati, o Naucrati, a seconda di dove vogliate mettere l'accento, deriva da due parole, kratos che vuol dire potere e naus che vuol dire potere nelle navi. Era una città panellenica, non fondata da una singola città, ma una città fondata da tutti i greci che avevano deciso di stabilire una propria base commerciale in Egitto nella città di Naucrati. Lì era una città panellenica, la prima città ecumenica dell'antichità. E poi l'Africa settentrionale. L'Africa settentrionale che era dominata inevitabilmente dal mondo dei Fenici, i Fenici che, come vedete la cartina, con Tire e con Sidone detenevano il monopolio dei commerci del Mediterraneo, avevano fondato una città importantissima che era la città di Cartagine. I greci cercavano una città in qualche modo che potesse competere con Cartagine e la città che fondano è la città di Cirene. La città di Cirene, che nella cartina si vede molto bene, è proprio una città centrale all'interno del Mediterraneo e questa città cerca di contrapporsi in tutti i modi, vedete nel pallino rosso, di contrapporsi in tutti i modi a Leptis, che era appunto l'antico nome di Cartagine. Leptis e Cirene erano le due grandi città, vedete Leptis era la piccola Leptis, poi Leptis Magna, il nome di Cartagine, la vedete a nord, che è quasi vicina alla Sicilia. Ancora oggi la Libia è proprio divisa in queste due regioni, una regione più cartaginese, chiameremo noi, legata quindi a Tripoli, e una regione chiamata per l'appunto ancora oggi Cirenaica perché ricorda quel primo sviluppo di questa città che nella seconda colonizzazione cercava di fare da concorrenza ai Fenici. È interessante perché questa seconda colonizzazione parte da motivazioni squisitamente politiche, motivazioni demografiche, ma poi in qualche modo si rivela essere uno strumento di civilizzazione, uno strumento di cambiamento. Attraverso la seconda colonizzazione i greci si diffondono per il Mediterraneo. È così che nasce la civiltà occidentale come la conosciamo noi oggi. Dalla Grecia si irradia un fenomeno completamente nuovo e, badate bene, ci siamo dimenticati di una regione fondamentale di cui parleremo con approfondimento nelle prossime puntate, la regione che viene chiamata Magna Grecia, perché in tutto questo prende il via quella che noi chiamiamo Italia.